comuni con la protezione civile, cosa facciamo, facciamo il lockdown, eccetera, eccetera, abbiamo fatto la serata, l'ultima serata, col professor Dobrilla. E adesso riprendiamo la nostra attività dopo 1 anno e mezzo di interruzione di nuovo con il professor Dobrilla. Quindi è un buon auspicio per tutti noi di riprendere questi incontri, di rivederci, anche se mi rendo conto con delle limitazioni molto stringate. Ecco, noi abbiamo questa possibilità di 20 posti, forse tra qualche tempo si potrà anche allargare a 30, ma al momento erano molto fiscali questi 20 posti, quindi rimaniamoci, atteniamo a quanto prescritto. È macchinoso prenotarsi, è macchinoso assegnare, quindi mi appello alla vostra pazienza, perché ce ne vuole per fare e per partecipare in questo modo così strutturato. Tuttavia piacere di sentire di nuovo il professor Dobrilla con un nuovo libro che nel frattempo è nato, Imparare dagli altri, ci aiuta anche a tornare indietro e a riflettere su tante difficoltà che poi alla fine con un po' di pazienza e intelligenza si possono affrontare, ma soprattutto usando e utilizzando dei modelli, no? Che la storia ci ha regalato, delle persone che ci hanno aperto delle strade. Su queste strade noi ci impegniamo anche come biblioteca, un impegno civile che sentiamo molto forte, che condividiamo da anni con il professor Dobrilla, con la moglie del professor Dobrilla, con Irene, la signora Irene, e con tutti voi che ci accompagnate e ci date forza nel credere anche che la biblioteca sia un posto per fare rete, ma anche per migliorare la cittadinanza o avere degli strumenti nuovi. Abbiamo messo un cartellone, quello dell'Agenda 2030, che è un impegno che tutti i paesi o quasi del mondo vogliono raggiungere. Sono degli obiettivi che si spera anche attraverso la cultura, il cambiamento culturale, siano concretamente raggiungibili. Con questo io chiudo l'intervento, ricordo che fuori c'è anche la possibilità di acquistare questo libro che è molto interessante, l'abbiamo letto e soprattutto poi abbiamo anche fatto su YouTube un video, per cui se poi avete piacere di rivederlo c'è anche a disposizione un video che illustra questo ultimo libro più recente del professor Dobrilla. Vi ringrazio il professor Dobrilla e gli lascio anche la parola. Scusate, me la tolgo. Ringrazio prima di tutto voi che siete qui con grande difficoltà e vorrei ricambiare la considerazione di stima della dottoressa Trevisan, perché organizzare un fatto culturale, ne parlavo prima con l'amico Frangipane che deve fare una relazione a una scuola, ci sono moduli di riempire, bolli, c'è tutta una serie di difficoltà per uno che vuole in fin dei conti dire qualcosa di informativo e di educativo. Invece per una partita di calcio, per una balera, per una roba va tutto bene, per le cosiddette, vabbè. Fatto questo, è un piacere essere in un circolo culturale che fa cultura da tanto tempo e mi auguro di non annoiarmi per una cinquantina di minuti. Questa è una frase tratta dalla prefazione di Alberto Faustini che dice: la storia maestra, perché in effetti le frasi che vi citerò vengono dalla storia in qualche ambito, ma se c'è una guida a indicarci il sentiero, il cammino, si fa meno incerto. Spero di contribuire a questo tipo di auspicio. Gli argomenti esistenziali sono tanti e dovendo scegliere delle frasi significative ho pescato un po' di qua, un po' di là. Alcune frasi potevano andare in un altro settore, altre in altri, però una scelta bisogna farla e quindi cercherò di dire una sintesi di questi vari campi. Salute, malattie, vecchiaia e morte probabilmente è quello che ci interessa sostanzialmente di più. La malattia, dice il Dalai Lama, che vive in questo piccolo paese che si chiama Tibet, di mettere la salute al primo gradino
In effetti, il vecchio proverbio italiano "basta la salute", che è anche il titolo di una trasmissione che fa Gerardo un amico su Rai 3, effettivamente senza salute traballa tutto, traballa i progetti, traballa gli affetti, traballa gli impegni, e quindi prima di tutto ricordiamoci che questo è un essenziale della nostra esistenza. La seconda frase è quella di una persona che mi commuove ogni volta che mi rinformo per rubare qualche particolare della sua vita, ed è un personaggio incredibile, Albert Schweitzer, che dice la Marenè, che era nel Gabon la prima casupola che rappresentava il suo reparto, il suo accoglimento, il suo pronto soccorso, dice: qui a qualsiasi ora tu venga troverai chiarimenti e umana gentilezza. Quando è arrivato nel Gabon, vi ricordo che è laureato in medicina, grande musicista, grande esperto di Bach, è talmente propenso a unire le persone che la sua chiesa, lui era un protestante, l'aveva condivisa con i cattolici e voleva che fossero celebrati insieme i riti religiosi. Bene, un sua moglie che ha condiviso con lui meravigliosa la vicenda che lui ha portato avanti, arriva e dove era la sede del pollaio organizza e mette questa targa. Quando muore lascia alla Marenè questi edifici: laboratorio, medicina generale, tropicale, chirurgia, ginecologia, pediatria, psichiatria. Questa qui è provocatoria, vorremmo che questa targa di Albert Schweitzer fosse frequente anche nei pronto soccorso, nei quali il pronto soccorso spesso questo auspicio non viene fatto, anche perché poveretti non sono solo scortesi, ma sono in pochi, hanno pochi mezzi, sono travolti da eventi particolari come l'epidemia, per esempio. Un'altra frase importante è quella che si va perdendo sempre di più, è quella di ascoltare il paziente. Ascolta il tuo paziente, è lui stesso che ti sta dicendo la diagnosi. Se non si ascolta quello che ha da dirti un paziente, con le parole che ha, io ho fatto per tanti anni condotta a Ponte Vigolarzere a Padova, a Cadoneghe, della gente che si aveva prurito anale e non sapeva come dirlo. Quindi noi ci dobbiamo adattare al linguaggio del paziente e ascoltarlo, perché ascoltarlo non soltanto svolgiamo un ruolo etico, ma è anche utile per capire e per consigliare. Adesso si va dalla segretaria, molto spesso non si vede neanche il medico e si rinnova le medicine. Questo può andare bene perché da una parte sveltisce le attese inutili, ma non si può pensare che una ricetta fatta 2 anni fa continui a essere valida anche 2 anni dopo senza aver mai visto e rivisto il paziente. E questo è un difetto fondamentale. William Osler è un grande personaggio inglese che ha lasciato il segno, tanto che sono una decina di segni di Osler, proprio per dire che era un attento osservatore. Questa tocca il cuore. Vi dico la verità che non c'è nessuna di queste frasi che io ho scelto per snob oppure per farle vedere. Le ho scelte perché mi hanno colpito, in rapporto anche alle vicende umane intorno a noi che si svolgevano. Più dolce sarebbe la morte se il mio sguardo avesse come ultimo orizzonte il tuo volto. Magnifica. Chi di noi non ha pensato qualche volta, o perché ha vissuto la morte di un caro, o perché pensa di essere vecchio e che presto arriverà il re dell'azione, avere almeno all'ultimo momento il conforto di una mano, di un saluto, di un bacio. Bene, questi, famoso treno lugubre di Bergamo, sono morti senza avere neanche questa possibilità, questo sogno. Anche questo qui, che sta in attesa della sedia elettrica, non ha avuto questo. E tante volte abbiamo pensato, quello meriterebbe la sedia elettrica perché ha fatto, ha ucciso. È vero, viene spontaneo e qualche volta riviene spontaneo. Però in effetti anche per questo, pensate, all'ultimo momento della sua vita sarà morto non solo da solo, terrorizzato, forse pentito e forse no di aver commesso un atto. Questi qui anche sono centinaia, migliaia di morti nel Mediterraneo che sono morti sicuramente senza aver visto un occhio, una mano, uno sguardo. E vedendo questa fotografia
vi assicuro che mi sono venuti i brividi. Amore, amicizia, passione, matrimonio. Sono tanti aspetti della vita drammatici, belli, un amore è una cosa bellissima. Allora, su quelli che si lamentano per il lockdown, per la cosa, per la mancanza di libertà, eccetera, va molto ad opera questa. Il cellulare tiene vicino chi è lontano e lontano chi è vicino. Quindi significa che una volta che si hanno liberato dalla schiavitù del vaccino, ci si trova di nuovo in ristorante e si ha di nuovo vita sociale. Guardate queste 4 coppie. Sono sedute 4 coppie, 4 di qua e 4 di là, e ciascuno di questi ha il telefonino in mano. Avendo avuto la libertà di uscire, si continuano a guardare il telefonino e non si dicono neanche mezza parola. Che bello quando un amore cominciava così e ci si faceva 2 chiacchiere guardandosi negli occhi. C'è una sola cosa peggiore di un matrimonio, senza amore. Uno in cui c'è amore, ma da una parte sola. Oscar Wilde, sempre provocativo, sempre interessante, sempre fuori dalle righe, ma dice una cosa grande. Il peggiore di tutto è amare e non essere amato, quando il sentimento è cominciato con la sua validità. C'è solo un tipo di amore duraturo, è l'amore non corrisposto, ti resta nel cuore per sempre. Questo non so se è vero, ma certamente è possibile che duri più il dolore che il saper portare avanti una storia d'amore. Poi c'è l'amore che è assente non in uno, ma è assente in tutti e due, assente in generale, di una donna giovane che viene uccisa dal proprio zio, dal proprio consenso del padre e della madre, che è la nostra Savannah Abbas, di cui non si trova ancora il corpo, e ci fa capire che anche l'amore dei padri e delle madri per i figli deve essere puntualizzato meglio, perché che amore è quello di uccidere facendo a pezzi la propria figlia perché ha rifiutato di essere sposa di uno sconosciuto del Pakistan. Questa è un'esperta di amore, una grandissima poetessa secondo me, anche grandissima critica per Einaudi, faceva le recensioni, i commenti eccetera, presentava nuovi americani, Laura Merini, come sapete personaggio eccentrico, ricoverato più volte in psichiatria, ma generosissima e anticonvenzionale, eccetera, che dice: dare amicizia a chi vorrebbe amore è come dare da mangiare a chi muore di sete. Inutile dargli un carrello pieno di ogni ben di Dio se non ha sete, preferisce un'acqua, una bottiglia, una borraccia d'acqua e bella. L'amore ha una componente sessuale importante, ma anche una componente mentale, perché è celebrata in questa bellissima scultura di Canova, amore psiche, che tutti ricordate. Quando si ama, anche la gassosa sa di champagne. Quando non ci si ama più, anche lo champagne sa di gassosa. Anche queste sono frasi che divertono, ma nascondono una verità incredibile, perché così è. E qui avete questo lo champagne e questa è la gasosa. La sensazione è che oggi, con la distruzione breve dei matrimoni, degli accoppiamenti, matrimonio o senza matrimonio, ma gli accoppiamenti sono brevi, durano facilmente, durano superficialmente, per un momento strano, magari un po' bevuti, e poi dopo 2 anni si separano, c'è un figlio di qua, figlio di là. Quindi questa è la dimostrazione che amare è difficile, non solo se stessi, ma è difficile amare altri. La manutenzione, diceva questo filosofo triestino che ho avuto il piacere di conoscere ma sconosciuto di più, che la manutenzione di un amore vale più dell'inaugurazione, non è automatica e richiede attenzione, perché quell'attimo fuggente, quell'attimo di follia passa presto e se non si fa manutenzione di questo sentimento si ricade in un tram assai poco esaltante, possibile, accettabile, ma poco esaltante. Legge, cultura, ignoranza. Grande personaggio, noto sicuramente il più di voi, da Margherita Yourcenar, Memoria di Adriano, la sua opera più celebre. I libri sono riserve di grano da ammassare per l'inverno dello spirito. Che bello! Se non leggiamo, come diceva Umberto Eco, viviamo soltanto la nostra piccola esistenza.
Solo la lettura ci consente di vivere vite altrui, pensieri altrui, emozioni altrui. Se non leggiamo, restiamo sempre noi piccoli, quelli che siamo, senza possibilità di cambiare, perché cambiare nella vita è fondamentale, ha ragione tutta. Vedete i libri, vedete il granaio e la capacità attraverso la lettura di esplorare la psiche, di esplorare la meditazione, eccetera. Un messaggio che ha convinto pochi. Ricordo qui, per sdrammatizzare delle notizie sono infelici, che anni fa, se lo ricorderà forse Ettore è il mio amico, che siamo quasi coetanei, che hanno intervistato Benito Lorenzi, il centravanti dell'Inter. E l'intervistatore gli ha detto: ma lei legge anche? Sì, dice Benito Lorenzi, detto Benito. Sì, leggo. Che libro ha? L'elenco telefonico. In casa sua aveva l'elenco telefonico. Vi segnalo, prima di leggervi la frase, che una viene da Platone, 428 a.C., 327, e una viene da Goethe, 2000 anni circa di differenza. L'ignoranza è la radice di tutto il male, magari involontaria, ma l'ignoranza si traduce in un grosso rischio di male. Niente più pericoloso, dice Goethe, dell'ignoranza è più pericoloso. E queste equazioni qui fanno veramente pensare. Ignoranza più religione è uguale a terrorismo. È inutile che vi ricordi l'Afghanistan. Ignoranza più potere è uguale a tirannia. Ignoranza più libertà è uguale a caos. Ignoranza più ricchezza è uguale a corruzione. Ignoranza più povertà è uguale a crimine. Perché se uno è ignorante ed è povero come un cane, viene rifiutato da tutti, reietto da tutti, eccetera, ha due strade: o morire di fame o corrompersi e fare violenza. Interessante ricordare, è celebre perché si occupa un po' di fatti storici, ma molto spesso non la si legge. Quando sento qualcuno parlare di cultura, la mano mi corre al revolver. Hermann Göring, 1945. E tra le righe, in Logione, c'è uno che dice: se pensi che l'istruzione costi, prova l'ignoranza, quanto costa e quanti riverberi negativi ha. E coerente con questa sua affermazione, abbiamo il teatro, che al Teatro dell'Opera di Berlino nel 1933 c'è il famoso Roghi di libri, 25.000 in quell'occasione, ma in tutta la Germania sono stati milioni di libri arsi. Vi cito solo qualche nome di gente che è stata bruciata, almeno bruciata simbolicamente nelle loro opere: Henry Mann, Thomas Mann, Brecht, Freud, Arendt, Fromm, Marcuse, Adorno, Wittgenstein, Emile Zola, Remarque, all'Ovest niente di nuovo, Hemingway, mentre quello ricordi, Kafka, Marcuse, London, Jack London, Proust, Musil e tanti altri. Quindi abbiamo bruciato le opere di gente che ha lasciato storia nella cultura, nell'emotività e nell'eredità della psiche umana. Anche il tuo sarebbe finito così. Anche il tuo sarebbe finito. Io sarei stato bruciato proprio. Informazione, scienza e pseudoscienza. La velocità della luce non si decide per alzata di mano, sembra una buttata, ma è così. Perché la democrazia non è sentire tutte le opinioni. Sì, tutte le opinioni ci possono stare, ma se facciamo un talk show specifico sulla luce o sul danno atomico, eccetera, non possiamo valutare in maniera più pollente quello che dice uno che vende bottoni, da uno che vende birra, uno che fa gelati, no? E lo dice, e vi ricordo, tanto per ricordare in particolare, che siccome la velocità della luce non si alza ed è quella ed è codificabile, è probabilmente non modificabile neanche in futuro, è che 400.000 km che separano la Luna dalla Terra la luce li raggiunge in 1,3 secondi. Io ho avuto un inizio polemico con Angela, adesso mi onora della sua amicizia, è un po' più vecchiotto di me, per sfortuna, perché è un grande cervello e anche un grande cuore. Mi ricordo che suo padre, un giusto, correndo il rischio della propria vita, ha salvato un sacco di ebrei e gli hanno dedicato gli onori che gli spettavano. Cioè, crede alla scienza, e quando gli hanno detto: ma lei crede nelle medicine alternative,
lei ha risposto, era la madre di Mirabella, ha risposto: crederò alle medicine alternative quando avrò una malattia alternativa. Il ricordo torinese è un ricordo personale. C'è un grosso congresso nazionale a Torino, io so, avevamo chiarito un po' di polemiche che ci sono state perché non rispondeva, so che lui dirigerà, sarà il mio moderatore, parlo di 20 anni, 25 anni fa, mi preparo, mi illustro, faccio tutto per far bella figura davanti al Corano. In quella mattina, mentre sto per iniziare, mi portano una notizia del Corriere della Sera che il padre è stato nominato giusto e lui non lo sapeva. Allora dico: Piero, guarda che sul giornale c'è la notizia che tuo padre è stato nominato giusto. Impallidisce quasi, ma no, che piacere, scusami tanto, allora non posso nominare. E io che avevo fatto tutto il preparativo per fare il bene con lui, mi sono dovuto accontentare di un sostituto di altri. Questo è un ricordo personale. Altra donna, voi vedete poche le donne che hanno successo, ma se vedete il succo, il sesso femminile è fortemente rappresentato positivamente, quelle che possono. Naturalmente sono tutte di una classe di solito non bassa. Senza un'informazione basata sui fatti e non manipolata, la libertà di opinione diventa una beffa crudele. Ed è esattamente quello che succede tutti i giorni. Mi sopra, mi faria così, mi dico così, è la libertà, eccetera. E senza questa informazione, la beffa è che siamo dei burattini nelle mani di un'informazione e di una lettura che non abbiamo, e c'è qualcuno che tira le fila, ci inganna e ci impedisce di essere informati veramente. E allora si domanda: il valore delle opinioni qual è? Abbiamo una percentuale di analfabetismo di ritorno in cui la gente sa leggere ma non capisce quello che legge, ma non un fenomeno marginale, è un fenomeno fondamentale. Incapacità di capire lo scritto o di seguire un dibattito. Seguire i dibattiti, se a una gran parte delle persone quello che ha parlato mettessimo un'etichetta e non gli dicessimo chi è, molte persone sembrerebbe di sentire sempre la stessa cosa e non saprebbero che collocarlo, se a sinistra, a destra, eccetera, perché non sono informati, vivono di luce non propria. Questa l'ha capita benissimo. Questa è una redattrice del New York Times. Non riesco a vedere. E dice: la disinformazione spunta come parte di quasi tutte le principali notizie ed eventi in tutto il mondo. La redattrice del New York Times sicuramente è un prosolo di informazioni, di arrivo di informazioni illecite, segrete, eccetera, eccetera, eccetera. E vedete qui le fake news, le distrazioni servono soprattutto per la distrazione di massa. Tanto servono per la distrazione di massa che vi ricordo la folla della distruzione, delle armi di distruzione di massa che si diceva avesse Saddam Hussein. Hanno mandato un inviato dell'ONU a verificare se queste armi di distruzione di massa ci fossero. Non c'erano. Hanno licenziato l'inviato dell'ONU, hanno distrutto l'Iraq, hanno ucciso volutamente, quindi delinquenza di Stato, Saddam Hussein, che era un dittatore ma non c'entra, e quindi le fake news servono per distrarre e anche coloro che parlano di distruzione di massa e che sono risultati di bugiardi, perché gli Stati Uniti sono risultati bugiardi. E adesso veniamo all'Afghanistan, solo per dirvi, ne ho scritto parecchie volte, ne abbiamo parlato anche con molte volte. Ma le armi chi gliele dà a questi personaggi strani che hanno aumentato del 40% il terreno coltivato a hashish per fare eroina? E vendono questa eroina che compriamo noi e consumiamo noi, e non le consumano i poveretti, le consumano le classi medio-alte. Si comprano le armi, le ereditano e le ricevono in dotazione dal Pakistan, dalla Russia prima, dall'America. Adesso continuano a ricevere. Ma chi le produce queste armi? Le producono le potenze occidentali civili, quelle che si dicono che fanno gli incontri per la pace, eccetera. Continuano a farlo.
e sono tutti armati di punto, ma non con la rivoltella o con la cervotana, con gli ultimi gradi di mitragliatore, hanno addirittura dei droni, sono già in possesso di droni. E nessuno si domanda, anche il Papa è intervenuto 2 volte per ricordare questa roba. Vi ricordo, en passant, che la Beretta di Brescia era l'unica produttrice di armi anti-uomo, non soltanto di armi to cure, con ostacoli che si raggirano facilmente. Io non posso vendere al Pakistan, ma le posso vendere alla Nigeria che le vende al Pakistan, quindi sono tutte robe. Morti in Afghanistan con queste armi che vengono vendute dai paesi occidentali o orientali, ma cosiddetti di punta, morti nella coalizione, gente di 18 anni, 20 anni, di solito negri, portoricani, pochi bianchi, nessun figlio di congressista degli Stati Uniti, nessuno. Regno Unito 448, Italia 53, anche qui gente di 20 anni, 25, con famiglia, figli, che sono morti. Si può morire anche pro patria mori, è bello, no? Morire per la patria, per fare qualcosa, ma per non fare assolutamente niente e per far ritornare dopo 20 anni l'Afghanistan nelle stesse condizioni in cui era prima, questa la vita non va distrutta in questa maniera. E dovrebbe scandalizzare tutti, ma invece non scandalizza nessuno. E anche coloro che si scandalizzano non possono farci assolutamente niente. Morti civili, 38.000, quasi la popolazione di Gorizia, una città come Gorizia che viene rasa al suolo, non aver fatto niente. Con tanti morti abbiamo invece, e risulta chiaramente da 1000 fonti, guadagni miliardari per pochi. Per quali? Per quelli che producono le armi. Per cui ogni rischio di pace significa perdere miliardi e miliardi di lire o di euro o di dollari, come vuoi. Quindi è anche comprensibile, se non hanno una fede morale, e chi ce l'ha, così una minoranza sicuro, ma non una maggioranza, continuano a guadagnarsi. Non c'è nessuno. Voi pensate che nel Congo abbiamo già, rubano 200 studentesse, nessuno interviene. È paesi che siedono all'ONU, che si vedono ogni 5 minuti e che parlano sempre con il concetto di fare. Non usano mai il passato, abbiamo fatto, il futuro faremo. Filosofia. Un uomo è vecchio solo quando i rimpianti in lui superano i sogni. L'ha detto non uno sprovveduto, ma l'ha detto un personaggio a noi tutti caro. E allora è bello il segno positivo. Il vecchio si guarda nello specchio e sogna di vedere l'immagine di quando aveva 40 anni di meno. Questo è un aspetto positivo. I rimpianti emotivi sono questi qua. Questo che traballa con un po' di bastone, ma si ricorda di qualche cosa vagamente che lo aveva attirato in passato. La causa dei problemi è che al mondo d'oggi gli stupidi sono strasicuri. Io sono sicuro che, mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi, ma è inevitabile che sia così. L'hanno detto in tanti, ho scelto Bertrand Russell perché è uno dei personaggi che mi piacciono di più, ma ce ne tanti altri che hanno detto la stessa cosa. E allora, il vecchio frase, anche veneta, anche trentina, credo, la mamma di Mone o la mamma degli stupidi è sempre incinta. Ed è vero, perché la quantità degli idioti fa pensare che molte gravidanze sono destinate a produrre idioti. Essere stupidi è un diritto di tutti, ma tu ne abusi, dice qualcuno. Ed è vero che è così. Noi. La domanda è: solo oggi è così o è sempre stato così? Perché tracce di un ravvedimento in questo senso, come vedete in conclusione, sono veramente poche. Lo scopo della vita non è essere dalla parte della maggioranza, come è così comune constatare, ma è evitare di trovarsi nelle file dei pazzi. L'ha detto questo grande filosofo, che è stato un imperatore, ma più filosofo che imperatore, tanto è vero che vi ricordo che nella statua che c'è, lui alza la mano, non alza lo scettro, ed è un simbolo di pace, non porta neanche le cose per cavalcare il cavallo. La domanda che a volte mi lascia confuso, dice Einstein: sono pazzo io o sono pazzi gli altri? Mi verrebbe da dire, e credo con il consenso anche di voi che siete qui: tranquillo Albert, hai ragione tu, perché mi sono domandato tante volte
con la irresponsabilità, l'ineducazione, l'aggressività della gente, mi meraviglio che gli incidenti stradali siano così pochi. Tutto sommato sono pochi in rapporto alla numerosità degli imbecilli e degli irresponsabili o dei cattivi. Bella questa, anche questa roba che tocca quando si legge, ci si fa un po' di esame di coscienza. Ho commesso il peggiore, per questo vale per chi si lamenta, compreso me quando mi lamento, o altre persone, quando mi lamento solo, perché lamentarsi è chiaro che se uno mette il piede su un chiodo si lamenta. Il lamentarsi abitudinario, che non va bene e che ha un ruolo negativo per la stessa persona. Ho commesso il peggior peccato con una cosa, non sono stato felice. Qui è Eva che tira giù nella sua nudità promettente il pomo dall'albero e certo non c'è solo quello nella vita, però è interessante questo argomento spiritoso. Chi è senza peccato si sbrighi, che ormai avete una certa età, cioè come dire, non dimenticatevi anche di tutto, perché sennò resta soltanto portare i bambini all'asilo, andare dal dottore, eccetera. Mahatma Gandhi vuol dire santo, mi pare, grande cultore della non violenza. Ci sono tanti personaggi celebri che sono ricchi di delinquenza e ricchi di omicidi di massa. Pensate a Napoleone, pensate a Faraone, gente che per farsi una piramide comportava la morte di migliaia di giovanotti, no? Ma questo invece è stato all'insegna della non violenza. Ha sparato un colpo, è andato contro i fucili con la sua idea dove l'hanno ammazzato, ed è una grande verità. Questo ci si dice: vivi come se dovessi vivere domani, impara come se dovessi vivere per sempre. L'invito, anche questo detto anche Dante, è il carpe diem. Non aspettiamo il fare roba fatta a capoanno, diceva il mio papà. Se dobbiamo fare una cosa, facciamola, perché abbiamo molte probabilità che non riusciremo più a farla o non riusciremo più a farla in tempi dediti. Quindi se possiamo, ricordiamoci che la puntualità dei progetti va rispettata nell'interesse di tutti e anche del soggetto stesso. Carpe diem, e lui con carpe diem è riuscito in fin dei conti a far traballare l'impero britannico e dopo è stato premiato con l'assassinio. Politica, storia e legge. Questa in onore del dottor Giulio Klamer, presidente della Dante Alighieri, presidente di un'associazione fantastica che ricorda con fatica uno dei più grandi italiani di sempre, che è Dante Alighieri. La sua difficoltà è che è difficile per la massa e anche per coloro che fanno il liceo viene insegnato in un modo freddo, richiede una cultura, richiede uno che spieghi, eccetera. Insomma, far vivere e rivivere Dante non è una cosa semplice. Anche perché è una potezza intellettuale questo nostro grande poeta che fa paura. Voi pensate a questa frase detta tra lui nato nel 65 e morto nel 321. Le leggi nell'inferno la frase. Le leggi sono, ma tipo mano adesso. Ma sembra scritta ieri dall'Alto Adige, dal Gazzettino, dalla stampa. L'ha detta nel 1265 e 2021. E qui abbiamo che le leggi qualche volta sono anche applicate, il nostro malgrado. Vi ricordo la legge sul razzismo, la legge del 38, la legge del 38 che diceva: delibera l'esclusione delle suore di tutti gli insegnanti di razza ebraica. Questa è una legge rispettata. Guarda caso, le leggi buone sono non rispettate, sono travolte dai decreti attuativi che formano una pila sempre più grande, per cui esiste la legge e non esiste la possibilità di applicarla. Ma guarda caso, Mussolini nel 1938 ha applicato la legge, correndo dietro a Hitler, e ha decretato il razzismo e l'abbandono e tutto quello che vuole. Anche la Arendt prima che ho citato e l'altro erano tutti razzisti. La libertà, dice il nostro Sergio Mattarella, un po' ingombito, ma se tutto sommato vedete ha un'energia e una chiarezza di analisi notevole. Ha pagato anche lui sul Lazio, con l'incisione da parte della mafia di suo fratello, e dice: libertà non è far ammalare gli altri, perché la libertà tua
cessa quando comincia la libertà degli altri. Quindi ha dato insieme a Draghi, insieme al Papa, anche un esempio pubblico, una manifestazione pubblica per diventare un simbolo, un promoter della prudenza e del rispetto che dobbiamo agli altri. Nessuno vuole forzare nessuno, ma non ci soglieremo mai di abolire i semafori perché qualcuno è contrario al semaforo e vuole la libertà di passare col rosso. E diremo se pazzo lo faremo arrestare. Ma è molto meno grave. Abolire i semafori, la patente, anche la patente ci limita, dobbiamo dare noi, portarsi a essere per noi, e i limiti di velocità. Non siamo obbligati tutti a seguire dei limiti di velocità, perché nell'interesse della comunità. Quindi vuol dire che l'interesse della comunità è morale, che preceda, che prevalga, che sia prioritario rispetto all'opinione personale su una certa cosa. Novax, fra l'altro è strano, singolare, pochi lo sottolineano, abbiamo 10 vaccini obbligatori che non hanno destato nessuna contestazione, che sono accettati. Mi ricordo mia madre che era tutta contenta che i vaccini fossero gratis, ma allora c'erano 2 o 3 e sono 10 gratis, che non paga una lira e si difende le malformazioni fetali, si difende eccetera eccetera. Sui 10 vaccini obbligatori tutti d'accordo, sul vaccino eventualmente obbligatorio c'è una sollevazione di pochi irresponsabili. Non tutti sono delinquenti, tanti sono fuorviati anche da un'informazione un po' aleatoria che va a fiare, però è come se mia nonna Anna, che è nata, si dava ancora da lei con i figli, ne aveva fatti 13, volessi convincere che Kama Sutra è una lettura da fare, non c'è niente da fare. Il parere di 10.000 uomini non ha nessun valore se nessuno di loro sa niente sull'argomento. Sempre il filosofo imperatore Marco Aurelio, che vale perfettamente oggi, perché guardate, i non informati sono una caterva, con tutte le difficoltà, per cui il cellulare è più informativo con tutta la zappora di roba che sta dentro, giusta o tagliata, in gran parte sbagliata. I non votanti sono circa il 30%, ora il 30% più una grande massa di non informati vanno a votare. Ma che importanza avrà per la collettività questo voto? Qui parlo in generale, non parlo di voto partitico. Cioè, uno va, vota, un terzo non vota proprio. La gran parte non sono informati, quindi noi vivremo di leggi elaborate, di progetti di leggi, di iniziative fatte da una percentuale che esprime minimamente la popolazione italiana. E questo ci deve pur far riflettere. I ladri di beni privati passano le vite in carcere. Quelli di beni pubblici nelle ricchezze e negli onori. Non è sempre vero, per qualche volta vengono anche condannati. Allora, intanto vi dico che 117 indagati e condannati definitivamente, trasversali, di tutti i partiti con qualche differenza, fino al 1912, poi non li ho contati, non ho trovato dati. Bene. Questi qui al massimo vengono condannati ai domiciliari. Ma sapete se i domiciliari sono questa villa che riconoscerete, di cui conoscerete anche il proprietario, una villa in Sardegna? Questa è la punizione è non è il condominio, la casa Ocarà, è una villa. Galan, vi ricordate Galan? In auge fino a un certo punto, condannato ai domiciliari. Una villa. Io facevo lezioni a Parma e ho conosciuto bene la realtà dei Tanzi. Quando accompagnavo la cattedratica di Parma e mi ha segnalato la villa, l'abitazione, la città di Tanzi. Era una casa talmente grande che dentro aveva campo di equitazione, campo da calcio, campo di hockey, e questo era il castigo di Tanzi, che ha fatto l'ira di Dio e che fino all'ultimo ha cercato di rubare quadri preziosi rubati alla comunità. Intanto mandava aerei a tutti gli onorevoli, ha comprato la squadra del Parma, eccetera. Dopo poco tempo non se ne sa più niente. Formigoni in auge fino a un certo punto, domiciliari. Ma la roba è grave che questo non viene ripetuto, perché ci si dimentica che sappiamo tutto sulle guerre puniche, ma non sappiamo più niente su queste cose qua. Verità, bugie e contraddizioni. Una bugia fa in tempo a viaggiare per mezzo mondo, mentre la verità si sta ancora mettendo le scarpe.
drammaticamente vera. È divertente questa battuta, elegante, ma è purtroppo drammaticamente vera. Qui l'avete espressa da una magnifica vignetta di Frangipani qui presente, che vede il Pinocchio che sta balzando da un capo all'altro del pianeta Terra, mentre la verità ci sta ancora. Allora, questa che vi dico come ha reagito la bugia rispetto alla verità. Allora, a Jenner o Jenner, come volete, siamo debitori perché grazie a lui il vaiolo nel 1979 è stato abolito, non esiste più. Ci sono delle boccette di vaccino antivaioloso che le grandi potenze hanno in previsione o in timore di una eventuale guerra batteriologica. Quando è venuto fuori questo, un'osservazione acuta, lui si è accorto, Jenner, che il figlio di una mungitrice di vacche, che mungeva le vacche, il figlio viene colpito da una forma leggera, c'ha il pustolo sul braccio, dice ma guarda qua non muore però. Allora chissà che una forma leggera tira via del liquido, dalle pustole del figlio della contadina e le inietta a suo figlio con il consenso della contadina e probabilmente anche su suo figlio. E lancia una notizia spaventosamente felice, eccetera, che non viene subito accolta e viene osteggiata anche dagli stessi medici. E tanto è vero che mentre questa verità non si fa strada, non procede, si fa strada un'altra ipotesi, che chi viene vaccinato col siero proveniente dalla pustola del figlio di una mungitrice crescerà, se è gravida, il figlio crescerà con la testa di vacca. Questa bugia terrificante è durata mesi prima che la verità si affermasse, e si è affermata solo dopo che Pasteur ha trovato un'altra cosa che andava a sposare felicemente l'intuizione di Jenner, e allora finalmente c'è stata l'esplosione. Ma dico, la verità ha faticato molto rispetto a una bugia assolutamente illusoria, terrificante. Voi pensate che solo mettere in dubbio a una gravida che tuo figlio nascerà con la testa di vacca, ma non so, io non sono una donna, ma credo che sia una roba terrificante. Fai ciò che nel tuo cuore senti che è giusto, tanto sarai criticato comunque, sarai condannato se tu lo fai e anche se non lo fai. Chi ha pronunciato questa frase lapidaria? Niente po' di meno che Eleanor Roosevelt, la moglie del presidente Roosevelt, che era un donaiolo, era primo cugino di lei si era anche incazzata di questa sua cosa, e anche questo l'ha forzata a una sua scelta dichiarata lesbica. E per anni è stata soltanto lesbica, negli ultimi anni della sua vita è stata bisessuale. Ma questo era solo per dirvi che siccome ha avuto amori strani, ma il primo con la giornalista, la sua moglie, il suo amore, è durato 30 anni e passa, faceva diventare matto l'FBI e la CIA, perché in tutti questi spostamenti, queste conoscenze, poi quando è diventata bisessuale aveva un rapporto con un russo che veniva dal consolato, erano tutti preoccupati che lei rivelasse salvezza di Stato. Quindi è una donna che ha fatto diventare matto i grandi enti di tutela pubblica degli Stati Uniti. Bene, diceva questo, e c'è da aggiungere che chi ti vuol bene, qualsiasi cosa fa, ti apprezza o ti difende o almeno ti avvicina. Chi non ti vuol bene, qualsiasi cosa tu faccia, troveranno sicuramente il pelo nel uovo. Questa è la bocca della verità, resa celebre soprattutto anche qui la roba leggera che dà forza alla roba pesante. Qui vedete il famoso film Vacanze romane con Gregory Peck e Audrey Hepburn, che gli fa mettere dentro la mano che si sarebbe dovuta chiudere se uno non dice la verità, e se dice la verità tu la tiravi fuori non morsicato dai denti della bocca della verità che sta nella chiesa in Cosmedina Roma. È meglio ammirare sinceramente un quadro, un falso capolavoro, che ammirare falsamente un vero capolavoro. Sul piano della sincerità interiore non c'è dubbio che è così. Qui avete ad esempio una bellissima vignetta del Frangipani con cui abbiamo fatto un libro insieme, Parole al vento. Poi vedete la Gioconda, che non è proprio quella del Louvre, generosa nella sua esposizione, è questa che si commuove. È falso, ma si commuove, vibra dimostrando di avere un'emotività, un essere portata a commuoversi per un'opera d'arte molto meglio di una snob che guarda il taglio di Fontana, su cui non voglio fare giudizi,
potrà essere un artista anche, l'ho messo solo per contrappeso, non perché lo voglio criticare, ma una che l'ha visto 1000 volte, siccome è vestita bene, è andata a una mostra, è stato un cocktail, eccetera, e dirà che si commuove per Fontana, mentre non lo apprezza e non si commuove. Questa si commuove davanti a un falso colore. Questa è vera, una donna vera, questa è una donna di poco. Per la cronaca, questo è il figlio biologo di Edmond Rostand, l'autore di Cyrano de Bergerac. Preconcetti, fede e religione. Albert Einstein: è più facile disintegrare un atomo che demolire un pregiudizio, anche in noi stessi. È difficilissimo. E c'è un pregiudizio nei confronti dei disabili. Mi ricordo, non so se ci sono ancora, dei grill che mettevano un cartello che i pullman non si accettano pullman con i disabili nelle autostrade pubbliche. La sessualità, discriminazione assoluta a livello popolare, a livello aristocratico, non voglio dire niente. Diversità, uno diverso di colore, di atteggiamento, eccetera, e di razza. Questi pregiudizi sono tutti negativi, profondamente negativi e profondamente contrari a un'evoluzione morale dell'uomo, del singolo uomo. Il singolo uomo c'è sempre, ha della collettività. L'individuo si salva sempre, c'è sempre il buono, c'è sempre l'eroe, c'è sempre Albert Schweitzer. Io parlo di collettività. Naturalmente se la razza viene meno quando i campioni sportivi sono neri, e allora viva Marcel Jacobs, la Paola Gomu e Moise Kean. Adesso che ha fatto 2 gol, è tornato alla Juventus, l'altra che ha fatto la pallacanestro, era discriminata, gli facevano bu e bu, ha avuto anche il coraggio di fare outing e di dire che è lesbica, però adesso che hanno vinto il campionato europeo di pallavolo, viva anche questi. Quindi devi essere bello, bravo, ricco oppure campione, e allora sei accettato anche se hai la pelle nera. Abbiamo un'alta probabilità statistica di sbagliarci, questo per coloro che sono sicuri di tutto, che non hanno dubbi, anche su ciò che pensiamo di sapere. Lui è uno statistico medico svedese, e qui provocatoriamente 2 più 2 è uguale 5, ma 2 più 2 è uguale 4. Se uno dice che vale 5 vuol dire che si è sbagliato. Vi dirò che su queste, man mano che ci allontaniamo dal cervello comune, la probabilità di sbagliare è enorme. Viene usata nella collettività in generale, da quelli non addetti ai lavori, il termine di equivalenza tra sensibilità e specificità. Questo è molto sensibile, questo è testo molto sensibile. Sono 2 concetti completamente diversi e li continuiamo a usare come se fossero sinonimi. Solo per non annoiarvi vi dico una cosa, che un test è sensibile quando risulta positivo nella gran parte dei malati. Questo è essere sensibile. Un test specifico quando risulta negativo nella gran parte dei sani. Sono 2 concetti completamente diversi, ma se uno parla bambera perché non sa, quello che parla bambera ha la stessa dignità nei giornali e nei talk show di quello che sa. La presunzione a quel per sentito dire. Il megadito chi? Chi il megadito? Dal parrucchiere, dal bar, dal giocante. Pensare di non averne, vale per tutti, anche per me, è già un pregiudizio. Perché sembra, critichiamo gli altri che hanno pregiudizi, sotto sotto un po' ogni tanto affiorano, e forse è nella natura umana che affiorano dei dubbi e delle certezze finte, ma quando uno sa riconoscere si fa anche un momentino a tempo. È un subdolo errore molto comune, perché la modifica è di se stessi e l'autocritica è difficile ma preziosa ed è indispensabile se vogliamo cambiare. Nulla cambierà se tu stesso non cambi, l'hanno detto in 2000. Vi ricordo un famoso libro uscito per chi era amante del cinema, scritto da Change, adesso non mi ricordo, era la prima donna del regista svedese Naomi, il titolo era Change, la necessità nella vita di poter cambiare quando si ritiene di doverlo fare. Ho detto che dobbiamo sempre cambiare, questo in politica, in amore, nella professione. Se uno si accorge di aver sbagliato professione, uno che fa medicina, se si accorge di credere che il vaccinato gli cresce la testa di bue, di vacca, è bene che vada a fare il pompiere, no?
E questa è l'immagine grafica del pregiudizio che sta sotto e della donna che si scopre. Anatole France è una letteratura. Quando non ci si aggrappa alla parola del Signore, dice Papa Francesco, si consultano oroscopi, cartomanti e pseudoscienze. Si comincia ad andare a fondo. Magnifico. Io quando l'ho letta dico finalmente c'è anche qualcuno di importante che ci dà un po' di speranza. Infatti come possiamo vivere se crediamo a queste cose qua? Oroscopi e al divino tema, che ha avuto un contenzioso televisivo qualche settimana fa con Pier Giorgio Di Freddi che è un capoccione così. Vabbè, lasciamo bene. Il grave è che qualche volta, non so se lo Stato del Vaticano o non so se la Chiesa, non penso Papa Francesco recente, abbiamo un atteggiamento interlocutorio ambiguo. Per esempio, sulla Sacra Sindone, la Chiesa stessa ha promosso anni fa un accertamento scientifico della validità. Si è dimostrato che la tela è del 1400-2500, scienziati con radiocarbonio, eccetera. A questo punto la Chiesa non prende posizione, non avalla la Sacra Sindone, ma non condanna l'idolatria di questa roba qua. E allora questo un po' crea una certa perplessità, almeno nel sottoscritto. Ricchezza e povertà. Se la ricchezza non dà la felicità, ci fa sopportare meglio l'infelicità. Non c'è dubbio che sia così. Questa vignetta è eloquente, non richiede commenti. Guardate la faccia sorridente di questo, le persone felici si concentrano su quello che hanno, la parte piena del bicchiere. Le persone infelici si concentrano su quello che manca. Questa è una fetta sola, gli basta. Questa è tutta la torta e si sente infelice lo stesso. A noi, dice questi milioni di bambini, milioni, non migliaia, milioni di bambini, basta qualcosa da mangiare e saremo già felici mettendo in bocca un po' di pane. Conclusione, spero di non avervi tediato, non abbiamo imparato quasi niente. Questa è una conclusione che io non avevo preconcetta. Io ho voluto fare prima la stesura, raccogliere un po' di cose e dopo cercare di fare onestamente, senza preconcetti, un bilancio di quello che avevo imparato io stesso facendo l'analisi di queste frasi. E in maniera sconsonata ho dovuto concludere, forse sbaglio, questa è la mia opinione, quindi siete liberi di dissentire, in base a quello che vi ho fatto vedere e a tante altre cose che non potevo farvi vedere per via di tempo, che non abbiamo imparato quasi niente, perché non sappiamo quasi niente del passato, se non dei monumenti e di personaggi storici che per lo più sono negativi. Nessuno vi racconta che Alessandro Magno è partito con migliaia e migliaia e è tornato con 300 persone per andare in India. No? È morto da 30 anni e passa. Nessuno vi racconta che la stessa cosa è successa per le piramidi o le campagne di Napoleone, che nel nome della libertà da portare negli altri paesi rubava e razziava tutto quello che era possibile, e lo sa bene Ettore, che è uno storico e curioso di storia. I personaggi positivi sono assai meno gettonati e assai poco ascoltati. Ditemi se nelle scuole, nei licei, in qualsiasi parte, in filosofia, in storia, sanno qualcosa su Albert Schweitzer, un monumento di uomo civile, un monumento di sensibilità, di musicale, religiosa, di abnegazione. Si è beccato anche i francesi per premiarlo, hanno arrestato lui e sua moglie, li hanno portati in Francia, si è beccato la tubercolosi di cui morirà anni dopo con sua moglie. Avete mai sentito? Ma nessuno, io non ho mai sentito questa roba in liceo, soprattutto sulle guerre puniche, su Annibale, sugli Ozzi di Capua. Benissimo, giusto anche quello, ma solo quello e non il resto. Se non ci sforziamo di informarci, cosa che costa molta fatica, non cambierà mai nulla. Un esempio, voi trovate un articolo che vi colpisce di XY e dice delle cose molto importanti, serie, che fa pensare, fa rimpiangere o fa
fare dei propositi positivi. Prima di tutto bisognerebbe informarsi chi è questo. Ormai avete la possibilità di avere un cellulare, di andare in rete, di sentire se Giorgio Dobrilla è uno che commercia in pesci, o dice qualcosa di medicina giusta. Cioè, abbiamo la possibilità di informarci sulla attendibilità della fonte, ma è una roba che costa lavoro, e più anziano uno diventa, più fa fatica, perché fa fatica a leggere, fa fatica a richiedere, se si occupa di capire chi è il personaggio che ha fatto questo, non si occupa di altro. Abbiamo anche una vita di relazione, vogliamo andare qualche volta al cinema con nostro marito o nostra moglie, abbiamo il piacere di andare a vedere un film, e quindi costa molta fatica informarsi, ma senza informazione, senza curiosità e senza informazione resteremo sempre fermi come l'uomo delle caverne. E purtroppo questo è. La lettura credo che sia, anche la settimana dei riunisti apre il cervello, ma la lettura è una roba, almeno di un giornale, almeno di qualcosa, salvo che poi vado a informarmi chi l'ha detta quella cosa, chi ha scritto quell'articolo. Certamente lasciarsi andare come barche controcorrente, come diceva Fitzgerald nel Grande Gatsby, eravamo barche controcorrente risospinte senza posa nel passato. Noi siamo barche controcorrente risospinte senza posa nel passato, se non leggiamo, se non ci informiamo. E con questo vi ringrazio l'attenzione e mi dispiace che non potevo dilungarmi più, ma i tempi erano quelli che erano. Grazie.